ritorniamo in studio. Prima di chiudere ancora una notizia, perché c'è stata una evacuazione medica dalla Sea-Watch 5, una donna incinta è sbarcata a Lampedusa, un'urgenza appunto per la donna alla 37esima settimana di gravidanza e per la cugina 17enne che viaggiava con lei. Le donne sono state trasbordate dalla ONG Sea-Watch 5 che aveva a bordo 52 migranti soccorsi in 2 diverse operazioni di salvataggio sulla motovedetta della Guardia Costiera che le ha appunto sbarcate al Molo Madonnina di Lampedusa. Entrambe sono state portate al poliambulatorio dell'isola. Questa dunque era l'ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Io adesso vi lascio a Barzellette e poi a Sicilia Cabaret Club. Una buona serata con la programmazione di Antenna Sicilia. Arrivederci. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta. Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. A Palermo muore schiacciato dal peso del cognato al culmine di una lite in famiglia nella borgata di Sferracavallo. Sono vivo per miracolo, parla il medico dell'ASP di Palermo, accoltellato al lavoro durante un'aggressione. L'uomo che lo ha ferito è stato arrestato per tentato omicidio e cresce l'allarme sicurezza per il personale sanitario. Carceri polveriera, dopo Enna rivolta anche a Messina, i sindacati degli agenti penitenziari chiedono più personale e maggiore sicurezza. I lavoratori di Pfizer Catania restano uniti contro i licenziamenti annunciati. Dal sito 330 sono gli esuberi sit-in di protesta organizzato per il 17 luglio in attesa della riunione del tavolo ministeriale. A Catania il nuovo trasporto pubblico locale permetterà ai residenti dei comuni dell'area metropolitana di raggiungere il centro senza usare la macchina. Calcio, budget, prospettive e ringiovanimento della rosa. Il nuovo DS rossazzurro Fortunato Varrà traccia le strategie del club per la nuova stagione. Nelle prossime ore il primo acquisto. Ancora buongiorno, cominciamo il nostro telegiornale con la cronaca. Muore schiacciato dal cognato che gli cade addosso al culmine di una lite familiare. È l'ipotesi degli investigatori che stanno indagando sulla morte di un uomo avvenuta a Sferracavallo, borgata marinara di Palermo. Il servizio di Manlio Viola. Muore al culmine di una lite familiare scoppiata a casa della sorella. È accaduto a Sferracavallo. La vittima è Giacomo Magarini, 48 anni. Il suo cadavere è stato trovato dai carabinieri intorno alle 13 di oggi in una stradina a margine di un complesso residenziale, un residence della borgata marinara del Palermitano, dove erano stati chiamati appunto per la lite. La tragedia sarebbe avvenuta al culmine dello scontro, ma la dinamica è tutta da comprendere. Magarini sarebbe andato a casa della sorella e qui sarebbe esplosa la lite con il cognato, il marito della donna, un uomo dalla stazza decisamente imponente. Lo scontro da verbale sarebbe diventato fisico e al culmine della lite ad avere la peggio sarebbe stato Magarini. Durante questo scontro i due sarebbero caduti l'uno sull'altro e questo potrebbe aver avuto un ruolo nella tragica morte, anche se l'esatta dinamica è ancora tutta da ricostruire, così come la causa della morte. Le indagini dovranno accertare quanto c'è di accidentale nella vicenda e quanto i fatti possano essere definiti un omicidio. L'ipotesi al momento privilegiata è che il cognato, sovrastando la vittima con la sua stazza, gli avrebbe causato danni e lesioni letali cadendogli addosso, ma è soltanto una prima ipotesi. Anche per questo si protraggono gli accertamenti dei militari dell'Arma. E cresce l'allarme sicurezza tra i sanitari, parla il medico dell'ASP di Palermo accoltellato da un familiare di un paziente, dice sono vivo per miracolo e grazie ai miei collaboratori. L'uomo che lo ha ferito è stato arrestato per tentato omicidio. Il servizio di Marco Gullà.
Sto bene. Per quello che è successo veramente non bene, benissimo. Insomma, sono quasi miracolato. Chi parla è il dottore Francesco Sutera, ricoverato nel reparto di chirurgia plastica del Policlinico dopo essere stato accoltellato ieri mentre era in servizio all'ufficio presidi e ausili del PTA Guadagna di via Arcoleo a Palermo. Ripercorre quei tragici momenti con la voce ancora provata. L'uomo che lo ha aggredito è stato arrestato per tentato omicidio. Io praticamente appena ho visto, perché lui è entrato nella stanza e ha chiuso la porta, e già questo è un brutto segnale. Io però ero chiaramente sul chi va là, però ho cercato di ascoltare quello di cui lui aveva bisogno. Poi quando ho visto che stava estraendo il coltello, a quel punto sono riuscita a superarlo, a aprire la porta e scappare. A quel punto pensavo che non mi avrebbe inseguito, non avrei mai pensato che mi inseguisse. Un fiume di solidarietà per il medico accoltellato. Il presidente dell'Ordine dei Medici di Palermo chiede di poter istituire il daspo sanitario per tutti coloro che aggrediscono i sanitari, ovvero l'allontanamento dai luoghi di assistenza salvo emergenze indifferibili e solo attraverso percorsi protetti e presidiati dalle forze dell'ordine. Intanto il dottore Sutera ci tiene a ringraziare chi ieri lo ha salvato. Io ringrazio i miei collaboratori perché io sono vivo grazie a loro e veramente sono delle persone straordinarie a cui voglio bene. E dopo Enna, rivolta anche nel carcere di Messina, adesso i sindacati degli agenti penitenziari chiedono più personale per la loro sicurezza. Il servizio. Da una sommossa all'altra, con una tensione palpabile tra agenti penitenziari aggrediti, gravi carenze d'organico, sequestri di droghe e cellulari che vengono introdotti dietro le sbarre. È una situazione incandescente nelle carceri siciliane, con gli ultimi inquietanti episodi che arrivano da Messina ed Enna. A Gazzi, 6 agenti, tra cui un comandante di reparto, sono finiti in ospedale dopo essere stati aggrediti da uno o più detenuti. Per sedare la rivolta sarebbero stati utilizzati alcuni estintori con conseguente dispersione dei fumi. Un fatto grave ed intollerabile per il SINAP, che denuncia una situazione allo stremo per gli agenti costretti a lavorare in precarie condizioni di sicurezza. Il sindacato chiede interventi immediati a tutela del personale ed eventualmente il trasferimento dei detenuti responsabili dell'agguato, la cui permanenza sarebbe incompatibile con le esigenze di ordine e sicurezza. Clima teso anche ad Enna, a pochi giorni dalla rivolta che ha coinvolto oltre 100 detenuti del vecchio padiglione con danni per migliaia e migliaia di euro. Un agente penitenziario è finito in ospedale dopo essere stato aggredito da un detenuto straniero. Insorgono i sindacati che definiscono la situazione insostenibile, denunciando la cronica carenza di personale che attanaglia il carcere ennese, una situazione che diventa terreno fertile anche per la mafia, che può agire indisturbata dentro le carceri ormai al collasso. E a Catania è stata presentata la nuova sede del Tribunale dei minorenni. Nell'ex collegio Regina Elena Cibali, il presidente Di Bella, ideatore del protocollo Liberi di Scegliere, parla di un capomafia che si è pentito per salvare i nipoti, quindi dà forza a questa procedura. Giusy Lazzara. A Catania, in questo edificio ottocentesco, ex collegio che accoglieva orfane, sorgerà il nuovo Tribunale dei minori, 2 anni di lavori e 20 milioni di euro stanziati dall'Agenzia del Demanio. Diventerà un presidio di legalità importante, un avamposto antimafia in un territorio in cui la criminalità organizzata purtroppo esercita ancora un forte fascino sugli adolescenti. In Parlamento è stato approvato anche il disegno di legge che contiene il protocollo Liberi di Scegliere, voluto dal presidente Di Bella. Abbiamo 34 donne che sono andate via dalla Calabria e dalla Sicilia, 7 sono diventate collaboratrici di giustizia, ma anche 3 importanti boss. Uno di questi catanese, un nonno, si è pentito dopo l'intervento nostro sui suoi nipoti. Sono risultati straordinari. Più di 200 minori sono entrati nel progetto e moltissimi. Catania detiene il più alto numero in Italia di NEET, giovani che non studiano, non cercano lavoro e non partecipano a progetti di formazione.
ragazzi, siamo passati da 20 segnalazioni di dispersione scolastica nel 2021 a oltre 1000 adesso annuali nel 2025-2026 e stiamo riportando a scuola tanti ragazzi, ma non basta, servirebbe ampliare l'offerta formativa scolastica. La presenza di armi, sempre più giovani e sempre più piccoli questi ragazzi. Questi ragazzini poi si postano, come si suol dire, sui social e esibendo queste armi. Stiamo anche qui intervenendo. Il problema non è soltanto di repressione penale, ma è un problema culturale, di politiche sociali di prevenzione. Adesso la pagina del lavoro, parliamo della vertenza Pfizer a Catania. L'assemblea dei lavoratori che si è riunita ieri ha confermato i sit-in di protesta per il prossimo 17 luglio in attesa della riunione del tavolo ministeriale. La multinazionale ha deciso 330 licenziamenti servizio. I lavoratori Pfizer di Catania resteranno uniti contro i licenziamenti annunciati dalla multinazionale. È venuto fuori un programma che intanto prevede il 17 un sit-in qua davanti e il 22 uno sciopero. Ci divideremo fra Roma e Catania davanti all'azienda. 330 esuberi ai quali si aggiungono altre 40 unità di Randstad, alcuni impiegati da oltre 10 anni su un totale di 543 dipendenti. Lo ha stabilito l'assemblea dei lavoratori riunitasi ieri pomeriggio nello stabilimento della zona industriale. La scelta di chiudere 2 linee di produzione sembra l'anticamera della dismissione del polo farmaceutico etneo. Abbiamo delle maestranze che sono altamente qualificate, da manutenzione, preparatori, capogruppi che conducono delle linee di inflaconamento di materiale sterile che poi va per salvare tante vite umane, che è lo sponsor fra l'altro di Pfizer. I sindacati denunciano un piano di dismissione del sito cominciato anni fa senza investimenti concreti per restare sul mercato. Una speranza potrebbe arrivare da un nuovo acquirente. Noi chiediamo al governo, al ministro, di mettere in mora la Pfizer, perché la Pfizer è riuscita negli anni a demolire questo stabilimento. L'azienda ha deciso di andare via, di lasciarci, nella speranza di trovare un compratore che in questo momento ci sembra un'ipotesi come dire, auspicabile a questo punto, visto appunto che l'azienda ci vuole lasciare, ma difficile da realizzare perché ci sarebbero degli interventi anche di rinnovo delle tecnologie che abbiamo. I sindacati sottolineano il silenzio delle istituzioni cittadine. La posizione dell'amministrazione comunale qual è? Questo silenzio perché mi pare che deve trovare qualche soluzione anche, soprattutto il sindaco, no? Che si perda questa forza lavoro in città. Non si hanno più notizie di un bagnante uscito mercoledì a Gela con una canoa. La canoa è tornata a riva, ma dell'uomo nessuna traccia. Il servizio di GR Italia. Sono riprese all'alba e non si sono mai fermate. È una ricerca contro il tempo, quella in corso lungo il litorale di Gela, dove da ieri pomeriggio si sono perse le tracce di un uomo di 60 anni. Secondo le ricostruzioni, il disperso si sarebbe allontanato in mare a bordo di un piccolo mezzo da diporto, probabilmente una canoa. Un'ipotesi ancora al vaglio degli investigatori, mentre le condizioni del mare, caratterizzate da un moto ondoso sostenuto, potrebbero aver avuto un ruolo determinante nella scomparsa. La macchina dei soccorsi è stata progressivamente potenziata. Oltre alle motovedette della Guardia Costiera operano i vigili del fuoco, i carabinieri, la Polizia di Stato e i volontari. Dall'alto vengono perlustrati ampi tratti di mare, mentre a terra le squadre battono metro dopo metro la linea di costa. Le ricerche sono partite e stanno continuando tuttora tramite mezzi aerei, mezzi navali e personale a terra. Sono in campo i sommozzatori dei vigili del fuoco e dovrebbero anche partecipare dei droni dei vigili del fuoco che arriveranno da Palermo. Al momento, nonostante il massiccio dispiegamento di uomini e mezzi, nessuna traccia del disperso. Ogni elemento viene verificato e ogni segnalazione approfondita. Il coordinamento resta affidato alla Capitaneria di Porto, che continua a dirigere un'operazione complessa, resa ancora più difficile dalle condizioni del mare. E c'è un'altra notizia di un altro disperso. Si sono attivate le ricerche internazionali per un cittadino olandese di 54 anni, si chiama Dewidey Anasbey, scomparso a Catania lo scorso 28 giugno, secondo un racconto di amici e parenti. L'uomo aveva trascorso una vacanza a Noto in provincia di Siracusa dal 22 al 27 giugno insieme alla sua compagna. Già nell'ultimo giorno della permanenza in Sicilia aveva manifestato segnali di malessere, allontanando
allontanandosi e finendo in ospedale, da dove poi è stato riaccompagnato in albergo. I due erano poi arrivati insieme all'aeroporto di Catania, ma qui si sono separati. Secondo quanto riferito, l'uomo si sarebbe allontanato a piedi dallo scalo tra le 22 e le 23 del 27 giugno, portando con sé un bagaglio, documenti, portafogli, ma non il cellulare. Il giorno seguente è stato visto alla stazione centrale di Catania mentre cercava, senza successo, di acquistare un biglietto ferroviario per Amsterdam. Da allora non si hanno più sue notizie e qui vedete la foto di questo disperso. Ieri il presidente della regione Renato Schifani ha effettuato un sopralluogo prima a Portopalo e poi a Capopassero per poi spostarsi nel porto di Marzamemi, punti importanti per la marineria della zona colpita dal ciclone Harry. Il servizio di Francesco Aloi. Abbiamo dato una risposta ad un territorio che era messo a repentaglio nella sua economia, ce ne siamo subito resi conto nel raccogliere l'appello del sindaco in prefettura il 5 febbraio di quest'anno. Lavori terminati prima del previsto. Il presidente della regione Schifani tiene a precisarlo durante la visita al porto di Portopalo di Capopassero nel Siracusano. Sono soddisfatto grazie alla collaborazione tra regione, comune, genio civile e anche la stessa marineria che ha avuto la pazienza di attendere. Questa banchina era stata distrutta dal ciclone Harry. Adesso manca qualche piccola rifinitura prima dell'inaugurazione ufficiale. Noi abbiamo scommesso sui sindaci, ho voluto fortemente investire di responsabilità non solo istituzionale ma anche finanziaria i sindaci per l'individuazione delle sommergenze degli operatori. Ma i mesi scorsi per i pescatori della zona sono stati sacrifici su sacrifici. Qui nel comune più a sud del Siracusano quasi tutti lavorano nel settore ittico. Sacrifici a livello di qualunque cosa, per tipo a scendere i pesci, a fare, questa era una soddisfazione che in tempi celeri sono riusciti a soddisfare le nostre esigenze. Ma durante la sua tappa Schifani ha fatto visita anche al Porto Fossa a Marzamemi, dove sono in corso altri lavori. Intanto la regione ha stanziato quasi 2 milioni di euro per i comuni del Catanese colpiti dal terremoto del 4 marzo. Torniamo a Catania adesso perché è in vigore il nuovo servizio di traffico pubblico locale, partito il 1° luglio, servirà ai pendolari dei comuni dell'area metropolitana per raggiungere la città attraverso i bus elettrici della MTS senza essere costretti a prendere l'automobile. Il servizio di Orazio Longo. Raggiungere Catania dai comuni dell'area metropolitana senza usare la macchina, presentato nella sede della provincia il TPL, Trasporto Pubblico Locale Comuni Viciniori. Progetto realizzato grazie a un finanziamento di 3 milioni di euro. Il nuovo servizio, avviato l'1 luglio, consente di raggiungere più facilmente Catania da Mascalucia, da Mister Bianco, da San Gregorio, da San Pietro Clarenza, Sant'Agata di Battiati, Tremestieri, Gravina e Aci Castello, grazie ad autobus elettrici della MTS che si interscambiano con la rete della metropolitana, offrendo un sistema di trasporto pubblico integrato con un biglietto al costo di 2 euro, bus più metro, o un abbonamento mensile integrato a 35 euro. Il biglietto ordinario è di 1,40 euro. Eliminare questi margini fra città e l'interland dei paesi di prima fascia, dando anche l'opportunità non solo di una connessione attraverso il trasporto pubblico locale, ma di un miglioramento della qualità della vita, perché se io sono in auto, incolonnato, vivo condizioni di stress. Sono 60.000 le vetture che quotidianamente si spostano dai comuni viciniori verso Catania. 4.005 nell'ora di punta si riversano sulla circonvallazione. Con questo nuovo servizio si punta a ridurre questi numeri. Per il cittadino che cosa succede? Avrà la possibilità di poter prendere il bus, ad esempio, faccio esempio a San Pietro Clarenza, e con lo stesso biglietto arrivare alla stazione Milo e lì prendere la metro per raggiungere il luogo che lui ritiene più opportuno. A Trapani è aperto un cantiere atteso, pensate, da più di 60 anni dagli agricoltori, in contrada Raccolino Soprano, lavori fondamentali per portare acqua a migliaia di ettari di coltivazioni e ridurre gli sprechi. Ce ne parla Laura Spano. Sono partiti in contrada Roccolino Soprano a Mazara del Vallo i lavori relativi ad un'opera strategica per il trapanese attesa da 60 anni. Riguardano gli interventi di miglioramento idraulico e di riefficientamento della rete irrigua alimentata dalla diga Trinità sul fiume Delia. I lavori sono gestiti dal Consorzio di Bonifica 1 Trapani e prevedono investimenti per oltre 11 milioni di euro divisi in più stralci funzionali.
Reti realizzati 60 anni fa che chiaramente abbisognano di interventi di manutenzione, di sostituzione e quindi di ammodernamento. E su questo chiaramente ci siamo portati avanti come consorzio di bonifica grazie all'impegno dell'assessore San Martino ma del governo della regione e del Parlamento, che sono state messe nella disponibilità dei consorzi di bonifica risorse sui fondi FSC. Sono tutti quei progetti che non erano stati finanziati dal sistema Dania del Ministero dell'Agricoltura ma che poi sono stati tutti riprogrammati e rifinanziati con delibera di giunta di governo, e quindi i consorzi di bonifica della Sicilia avranno risorse per 250 milioni di euro per ammodernare le reti irrigue. Interventi questi resi ancora più urgenti dalle necessità idriche del territorio trapanese e dall'autorizzazione concessa in via sperimentale dal Ministero per l'innalzamento della quota della diga. Adesso a Ragusa, dove i giovani talenti arrivati da tutto il mondo hanno partecipato al concorso internazionale Ibla Grand Prize. Il sogno di una carriera nei grandi teatri prende forma tra i vicoli e le piazze del barocco. Il servizio di Veronica Barbarino. Tra i vicoli barocchi di Ragusa Ibla, in questi giorni i sogni hanno il suono della musica. Fino all'11 luglio musicisti e compositori arrivati da ogni parte del mondo, compresi Ucraina, Russia e Israele, si sfideranno per vincere la 35esima edizione del concorso Ibla Grand Prize. In palio l'opportunità di esibirsi al Carnegie Hall di New York, un trampolino di lancio verso una carriera artistica internazionale. Ogni nota racconta quindi un sogno e ricorda che l'arte sa unire ciò che i confini spesso dividono. E dopo questo racconto della bella serata in musica a Ragusa, noi ci fermiamo per una piccola pausa e ritorniamo subito dopo con il calcio. Entriamo in diretta nella seconda parte del nostro telegiornale, apriamo la pagina del calcio. Il Catania, partiamo da qui, svela le sue mosse. È stato presentato ieri il DS Fortunato Varrà, che adesso avrà il compito di sfoltire l'organico, di abbassare l'età media dei calciatori e soprattutto di fare squadra con il nuovo allenatore. I giocatori andranno in ritiro in sede dal 27 luglio al 7 agosto e poi a Norcia proprio in queste date, mentre domani appunto saranno al Massimiliano. Oggi saranno al Massimiliano, il servizio di Tonino De Mano. Strategie, budget e prospettive. In un mezzogiorno di fuoco sono state svelate le prime mosse del nuovo Catania. Taccuini e microfoni per il nuovo direttore sportivo Fortunato Varrà, incaricato di costruire una squadra in grado di lottare per la Serie B, obiettivo fallito nelle precedenti stagioni a fronte di importanti investimenti. Ma d'ora in poi si cambia registro con l'obiettivo di sfoltire l'organico e soprattutto di ringiovanirlo. Abbiamo l'idea sicuramente dove intervenire, cambiando sicuramente strategia per quanto riguarda la questione tecnica, quindi bisogna intervenire tantissimo, soprattutto nelle uscite prima delle entrate. Non sarà facile perché comunque è un mercato che va a rilento, anche perché c'è la situazione della Salary Cup, quindi hanno problematiche diverse squadre, perché bisogna capire, stabilire su quali criteri bisogna adoperare. L'esperienza di Varrà lo scorso anno al Napoli dopo le collaborazioni con Pasqualino Foggia al Benevento è una garanzia per le ambizioni del club di Pelligra ed è già ottimo il feeling con il nuovo allenatore Longo. Il mio rapporto con l'allenatore è un rapporto molto diretto, molto vero, ci stimiamo e ci confrontiamo tutti i giorni. Quindi ecco perché dico col mister abbiamo un rapporto non stupendo, di più, quindi ci confrontiamo, ma oltre il rapporto c'è un'idea di calcio simile. Domani intanto la squadra si ritrova in sede per il ritiro precampionato, primo step dedicato alle visite mediche. Il ritiro sarà diviso in due parti, dal 10 al 26 in sede, dal 27 luglio al 7 agosto a Norcia in Umbria, il giorno dopo il primo impegno ufficiale della stagione con la sfida al Vicenza per il primo turno di Coppa Italia.
Questa è l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale che si conclude qui. Vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà più tardi alle 13:30. A seguire invece la rassegna stampa condotta oggi dal collega Orazio Longo. Dunque non ci resta che ringraziarvi per averci seguito e augurarvi un buon proseguimento di giornata a tutti. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.